Sul divano, causerie, conversazione. Federico Zandomeneghi, 1890-1895, olio su tela, collezione privata. Il dipinto è appartenuto a Durand-Ruel ed è poi passato nelle collezioni di Angelo Sommaruga e di Enrico Piceni. È stato esposto alla mostra postuma che la Galleria Pesaro gli ha dedicato a Milano nel 1922 ed è stato pubblicato sulla rivista Emporium dello stesso anno come uno dei capolavori più rappresentativi della sua produzione artistica. Il tema, a lui caro del tête-à-tête fra due donne, è sviluppato con sorprendente naturalezza, grazia e delicatezza. La lieve stesura dei colori ad olio che assumono la morbida consistenza dei pastelli e il taglio inconsueto della composizione, con la figura in primo piano che mostra le spalle allo spettatore, donano un fascino particolare alle due fanciulle, sorprese in un dialogo intimo e segreto. Il modo in cui ha dipinto il paravento, di gusto orientaleggiante, che appare sullo sfondo, evidenzia le prime ricerche dell'artista verso il divisionismo. Per la visione e l'ascolto di questo meraviglioso video vi ringraziamo e vi invitiamo ad iscrivervi al canale Il Cappello di Irma, visitando anche il nostro sito che è gratuito come il canale www.ilcappellodiirma.it. Grazie ancora e arrivederci al prossimo video.